Alla Fiera del Tempo Libero con Chiara Franceschini, direttrice generale del Civifor, e ha compiuto appena 70 anni. Ci vuole raccontare qualcosa? Siamo lieti anche quest'anno di essere qui insieme a Cortenatisonis per valorizzare tutte le eccellenze del nostro territorio. Quando si parla di persone e territorio non si può non parlare del Civiform, centro di formazione professionale con 70 anni di attività a favore proprio della nostra regione e dei nostri giovani e adulti, e siamo qui per promuovere sia l'offerta formativa, ma in particolare il nuovo corso quadriennale per tecnico dell'animazione turistica sportiva e del tempo libero, perché la nostra realtà ha bisogno di professionalità che sappiano interpretare al meglio la complessità e la varietà dell'offerta, dall'enogastronomia al turismo allo sport, e questo profilo professionale può rispondere a tutte queste esigenze. Sì, avete appena compiuto 70 anni di attività e quindi vi rinnovate ogni anno. Cercate dei corsi nuovi un po' per proporre. Certamente per la formazione professionale l'obiettivo è di dare al mercato del lavoro le professionalità necessarie, intercettando gli interessi dei ragazzi. Per noi è fondamentale riuscire anche a creare le condizioni per trattenere i ragazzi nel nostro territorio e farlo crescere. In questo la nostra cooperativa è promotore di crescita professionale, umana e sociale di tutta questa porzione di territorio. Sono uno dei gestori del Parco Acrobati del Sole di Cividale del Friuli. Il nostro parco si occupa di falconeria, siamo un parco a tema rapaci e ci occupiamo della divulgazione e della sensibilizzazione sul mondo di questi fantastici animali che sono i predatori del cielo per eccellenza. E nel nostro parco si possono visitare, si può fare delle visite alle voliere dove si possono osservare i rapaci in esposizione all'interno delle voliere, e una volta al giorno o 2 volte al giorno in base alla stagionalità c'è anche della possibilità di vederli volare in completa libertà sopra le vostre teste con la didattica. Noi ci occupiamo anche di divulgazione e sensibilizzazione sul mondo dei rapaci, sulla cultura e sull'ambiente, e quindi questo è ciò che noi proponiamo al nostro parco e vi aspettiamo numerosi, anche perché siamo a Cividale del Friuli, che è un patrimonio UNESCO, e non voglio dimenticare che la falconeria italiana è anch'essa un patrimonio immateriale dell'umanità e va coltivata e preservata come arte storica e culturale del nostro paese. Ci vuole dire qualcosa su questo bel volatile? Certo, qua abbiamo un barbagianni. I barbagianni sono dei rapaci notturni che vivono in tutto il nostro pianeta con le loro varie sottospecie, cambiano le colorazioni e quant'altro. Il barbagianni è uno degli animali, è uno dei notturni più silenziosi che c'è sul nostro pianeta, se non il più silenzioso. Ha un grosso problema a livello mondiale dovuto purtroppo ai veleni che vengono utilizzati per la disinfestazione dei roditori, e quindi vi sono dei progetti a livello internazionale che si occupano della salvaguardia e di cercare di reintrodurre i barbagianni e di salvarli ovviamente da questo grosso problema. Ma non solo questo, all'interno del nostro parco potrete osservare anche altri tipi di rapaci come aquila, voltoi, poiane, gufi, che provengono da tutto il mondo, appunto per sensibilizzare le persone interessate su questo fantastico mondo che è il mondo dei rapaci, anche perché loro sono degli indicatori fondamentali della salute e del benessere del territorio in cui ci troviamo.